Ciao a tutti, sono Paolo Zambon e devo dire che sono felicissimo di essere qua e sono felicissimo di rappresentare Veneto Radio, la prima radio in lingua veneta. Innanzitutto devo ringraziare tutti i tusi che collaborano con la nostra radio, la prima radio in lingua veneta, che ormai siamo una trentina all'interno dello staff e lo staff continua ad aumentare. E devo dire che questo mi rende molto molto felice. Ma soprattutto volevo ringraziare anche tutti i nostri sponsor, i nostri sostenitori, quei che ne dà la possibilità appunto di vivere, di andare avanti, di progredire, di fare sempre nuovi acquisti nella tecnologia per farsi sentire dappertutto. Volevo appunto ringraziare la Tonneria Veneta a Isola Vicentina, un'azienda molto molto importante che ne sostiene. Volevo salutare anche Fratelli Busciglio, salutare Ecospurghi, ciao, e grazie anche per il vostro sostegno. Salutare ABS Carrozzeria a Tiene, salutare Highland, un'azienda molto molto importante di Schio per automazioni elettriche, loro fare tutto, ma siete veramente molto bravi. Salutare Banca Alto Vicentino che ne dà tanta fiducia e che ne sostiene. Dopo vediamo un po' chi che manca, perché sto guardando qua nella nostra lista, dopo che ne sia altri che logicamente ne sostiene in maniera diversa. Però volevo appunto ringraziare tutti gli altri che ne ascolta e soprattutto ringraziare tutti i tusi di Veneto Radio. Noi siamo un'associazione non a scopo di lucro, quindi tutti gli associati, chiamiamoli noi così. Volevo ringraziare appunto anche tutte queste aziende che ne sostiene a livello economico, perché anche se siamo un'associazione abbiamo bisogno di qualche soldino per acquistare della tecnologia nuova. Quindi grazie ancora, siamo felicissimi di essere insieme ad altri e ringrazio anche a tutti gli ascoltatori, perché si sempre di più. È incredibile veramente quanta gente che ne ascolta, quanti messaggi che ne arriva al 353 351 6969, de persone che sono contente di sentire della bella musica annunciata in lingua veneta. Insomma, siamo veramente felici. Grazie ancora e buon ascolto sempre con Veneto Radio, la prima radio in lingua veneta.